Buongiorno, ben ritrovati con l'informazione da Focus TG, tante le notizie di cronaca anche oggi per raccontarvi il nostro territorio. Noi partiamo dal Veronese con una notizia che riguarda, lo ricorderete, Angelika Hutter, lo ricorderete, la 34enne tedesca che nel 2023 fu responsabile della strage di Santo Stefano di Cadore, quando travolse e uccise il piccolo Mattia, il padre Marco Antonello e la nonna del bimbo Maria Grazia Zuin, che erano tutti residenti nel veneziano. Ebbene, Angelika Hutter è ricoverata in gravissime condizioni nell'ospedale Borgo Trento di Verona. È stata investita da un'auto e non è ancora chiaro se si sia trattato di un gesto volontario, di un incidente o di una tragica fatalità. Quel che è certo è che la donna, lo ricorderete, aveva falciato la famiglia che passeggiava nell'estate del 2023 a Santo Stefano di Cadore, uccidendo appunto un bimbo di nemmeno 2 anni, il piccolo Mattia, il padre e la nonna. E adesso la donna lotta tra la vita e la morte. È successo nel centro di Ronco all'Adige, nel Veronese. La donna si trova in questo territorio perché è lì ospite di una struttura sanitaria riabilitativa per autori di reati con disturbi psichici, Casa Don Girelli. Infatti la 34enne patteggiò una pena di 4 anni e 8 mesi in una struttura psichiatrica senza andare in carcere. Lo ricorderete, una decisione che all'epoca lasciò sgomenti i superstiti di quella tragedia, con Luigi Antonello, papà di Marco e nonno del piccolo Mattia, che all'indomani della decisione aveva dichiarato: ci sentiamo defraudati e umiliati, per noi lo Stato è complice di quanto successo. E dunque a 29 mesi di distanza da quella tragedia la donna è stata a sua volta investita da un SUV. Ancora non è chiara la dinamica di quanto accaduto, ma la donna sarebbe in gravissime condizioni, come riporta l'Arena di Verona. Sempre da Verona, un'operazione della Polizia di Stato che ha consentito di individuare il responsabile dell'imbrattamento dei leoni di San Zeno avvenuto alla vigilia di Natale. È un 26enne nato a Brescia ma cresciuto residente a Verona, già autore in passato di diversi imbrattamenti anche in altre province. L'individuazione del responsabile, che sarebbe vicino agli ambienti della locale area antagonista, è stata possibile grazie alle visioni delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, come vediamo appunto in queste immagini, della città e anche degli esercizi commerciali danneggiati, perché oltre a imbrattare i monumenti imbrattava anche numerosi negozi. Gli accertamenti della Digos Scaligera hanno consentito di attribuire al giovane, pensate, una trentina di imbrattamenti commessi tra il 23 e il 26 dicembre in diverse zone del centro storico. Oltre alle sculture della Basilica, avrebbe deturpato con vernice blu e verde la stella di Natale in Piazza Bra, le mura del ponte di Castelvecchio, la statua di Santa Maddalena di Canossa nei giardini di Piazza Pozza, la statua di Aleardo Aleardi in piazzetta Santissimi Apostoli e quella del Bersagliere in piazza Corrubio. Incastrato dunque dalle telecamere di videosorveglianza, così come è stato in qualche modo incastrato dalle telecamere, perché le telecamere della zona hanno individuato la targa dell'auto, il presunto responsabile, uno degli aggressori del militare americano di 28 anni che è stato accoltellato a Conegliano, identificato un 41enne albanese. Sono i drammatici momenti dell'accoltellamento del militare americano nella notte di domenica a Conegliano, ripresi da uno dei residenti di Piazzetta Calvi. I carabinieri a cui sono state affidate le indagini sono già sulle tracce dell'autore. Intanto sarebbe già stato denunciato un albanese a cui è intestato il SUV fuggito dopo aver affrontato il 27enne soldato statunitense a distanza alla caserma Ederle di Vicenza, ma distaccato ad Aviano, che proprio nella città friulana avrebbe conosciuto la 38enne albanese, per la quale sarebbe nata la discussione prima dentro un club privato nella vicina area del Biscione, sfociata poi con l'accoltellamento una volta usciti dal sottopasso di Piazzetta Calvi. Complice l'alcol assunto nel corso della nottata e l'avvenenza della donna, l'albanese e il suo gruppetto di amici avrebbero prima innescato pesanti apprezzamenti per lei e volgari commenti su di lui, ribattuti in un crescendo sfociato nell'atto violento. Un colpo all'addome che per fortuna non ha causato lesioni interne al militare, subito soccorso da un'ambulanza chiamata dai residenti in zona svegliati dalle urla della donna.
Il giovane, dopo una notte di osservazione, è stato dimesso e con la 38enne ha presentato denuncia ai carabinieri. Sul fatto la procura di Treviso ha aperto un fascicolo d'inchiesta dove a breve potrebbe essere aggiunto come indagato il nome del cittadino albanese con l'accusa di lesioni personali. E poi la piaga dei furti, fra poco vi racconteremo di una importante operazione dei carabinieri iniziata in Piemonte, i carabinieri di Cuneo, che hanno sgominato una banda di trasfertisti, di ladri e di banditi, di predoni, diciamo, delle abitazioni astigiani di origine Sinti, che hanno colpito soprattutto le province di Verona, ma in particolar modo l'Alto Vicentino. Fra poco ve ne parleremo e intanto parliamo di reati avvenuti tra il 2024 e il 2025 a cavallo proprio delle festività. Intanto però ci sono i furti di questi giorni e di queste settimane. Ancora nel territorio bassanese, a Felletti di Romano Dezzelino hanno rubato in un'abitazione gioielli per 30.000 euro. Siamo distrutti in primis perché il valore è molto esiguo e secondariamente perché hanno violato i ricordi di tutta una vita dei bambini quando erano piccoli e vari altri monili. Stavolta i ladri hanno colpito una villetta a Fellette di Romano Dezzelino in via Pasinato. Sono entrati dal secondo piano forzando la finestra del bagno. I coniugi Carmeni erano usciti per fare la spesa e quando sono tornati verso le 19 hanno trovato la casa devastata. Nessun contante portato via, solo gioielli per un valore complessivo di circa 30.000 euro. Erano tutti ricordi, la mamma li aveva lasciati solo a me e quindi per me è stato anche nei confronti dei miei fratelli, perché lasciandoli a me era un po' una responsabilità e proprio questi ricordi, più tutti i ricordi con mio marito. Una brutta coincidenza, li aveva temporaneamente riposti in un sacchetto anonimo proprio per non destare sospetti, con l'intenzione di riportarli in banca il giorno dopo. Voleva sceglierne alcuni per i regali di Natale. Devono aver avuto un metal detector perché per trovarli in mezzo ai miei cosmetici era una cosa assurda, perché lì di metallo non c'era niente, c'erano solo questi che li avevo appoggiati lì in attesa di portarli in banca, perché per un disguido non li avevo portati i giorni prima e quindi bastava un giorno solo, li avrei riportati in banca dove stavano di solito. Anche le telecamere, di solito funzionanti, in quel momento erano spente. È stato veramente mortificante vedere tutta la casa sottosopra, la camera, le cose personali buttate in giro e questo è quello che fa male, essere violati nella propria casa, ecco. La polizia di Padova invece ha arrestato un 28enne moldavo residente nel Veneziano che doveva essere a casa per scontare i domiciliari e invece era fuori, ha tentato un furto in un negozio di via Trieste nel capoluogo padovano. Doveva scontare la sua pena agli arresti domiciliari in provincia di Venezia. Ha ben pensato però di tentare una spaccata ad un esercizio commerciale di via Trieste a Padova. Guai per un 28enne moldavo regolare in Italia e già noto alle forze dell'ordine, trovato dagli agenti della questura all'interno di un negozio. Domenica notte i poliziotti sono stati allertati da un residente che dalla sua finestra vedeva un uomo con attrezzi da scasso che cercava di sfondare la porta di un locale. Quando la volante è arrivata sul posto ha trovato la porta completamente divelta, oltre a delle tracce di sangue. La scia di sangue arrivava fino al bancone del negozio, dove gli agenti hanno trovato sdraiato un uomo che cercava di nascondersi. Quando i poliziotti hanno provato fisicamente a rialzarlo, l'uomo ha opposto resistenza attiva, colpendo gli operatori più volte e solo grazie all'intervento di un'altra volante arrivata in ausilio sono riusciti definitivamente a bloccarlo. Perquisito è stato trovato in possesso di 110 euro in contanti. Non solo questo, perché nello zaino che aveva con sé sono stati rinvenuti una cesoia, un coltellino, un cacciavite da 15 cm, una brugola da 18 cm e una molla piegata
piegatubi in acciaio da 52 centimetri. L'uomo è stato arrestato e messo a disposizione dei magistrati. Il questore di Padova, Marco Dorisio, intanto, ha disposto per lui il foglio di via dalla città della durata di 4 anni ed è stato avviato l'iter per la revoca del permesso di soggiorno. E allora, lo dicevamo prima, parlando della raffica di furti nella Bassanese, in tutto il Vicentino, diciamo in tutto il Veneto, non c'è provincia che tenga, ma c'è anche la risposta delle forze dell'ordine, in questo caso forze dell'ordine che arrivano dal Piemonte, perché è un'operazione dei Carabinieri di Cuneo che ha consentito di sgominare una banda di trasfertisti che dal Piemonte agivano soprattutto tra il Veronese e il Vicentino. Ce ne parla Mirko Cavallin. Erano organizzatissimi e ben attrezzati i componenti di una banda dedita a furti in appartamento, fermata dopo quasi un anno di indagini dai Carabinieri di Cuneo, dopo appostamenti e monitoraggi continui. Si tratta di 6 astigiani di etnia Sinti tra i 27 e i 41 anni, sottoposti a misure cautelari emesse dal GIP di Vicenza. Proprio nel territorio berico, ma anche in parte del Veronese, si erano verificate le razzie durante le festività natalizie del 2024 e l'inizio di quest'anno. La banda è accusata di 27 furti in abitazioni, da cui avevano asportato denaro, gioielli, orologi di pregio, ma anche armi e munizioni. Agivano in gruppi di 3, mentre i complici davano un supporto all'esterno. I malviventi si tenevano in collegamento audio tra loro grazie a ricce trasmittenti con tecnologia all'avanguardia. Non si fermavano nemmeno davanti a recinzioni e porte blindate, finestre con vetri antisfondamento o sistemi sofisticati di allarme. In varie occasioni i ladri suonavano addirittura i campanelli delle case che avevano messo nel mirino per essere sicuri che non ci fosse nessuno. In altri casi fingevano di essere turisti alla ricerca di informazioni. I furti avvenivano generalmente di sera o di notte, ma anche in pieno pomeriggio. 2 ville, Lusiana Conco, Velo d'Astico, Arsiero, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, Sovizzo, Monte di Malo sono i comuni dell'Alto Vicentino colpiti dai furti. Nel Veronese la banda ha agito a Tregnago, Montechia di Crosara, Negrardi, Valpolicella, Sant'Anna di Alfaedo. I criminali si spostavano tra Piemonte e Veneto con vetture elaborate per aumentarne le prestazioni e spesso con la carrozzeria camuffata in modo da cambiare colore. Durante le trasferte soggiornavano in alberghi e bed and breakfast di lusso, facendosi ospitare talvolta da ragazze del posto che pare fossero a conoscenza delle attività illecite del gruppo. I carabinieri sono riusciti a contrastare i loro espedienti monitorando i movimenti e pranzando e dormendo in incognito negli stessi luoghi. I provvedimenti emessi vanno dalla misura cautelare agli arresti domiciliari all'obbligo di dimora nei comuni di residenza o all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Già a gennaio si aprirà il processo a carico di tutti gli imputati in carcere che hanno chiesto il giudizio abbreviato. Torneremo fra poco a parlare di furti, di rapine, della cronaca in senso stretto, poi c'è un'altra emergenza che riguarda il freddo in arrivo già presente, ma soprattutto in arrivo nelle prossime ore e in arrivo domani, con temperature anche sotto zero per la notte di Capodanno, e a Treviso in particolare l'allarme senza tetto è forte, il rischio è quello di dover contare già all'inizio del nuovo anno delle tragedie. Per evitare questo si sta cercando di correre ai ripari davvero in queste ore. Ce ne parla Daniela Sizia. Buongiorno Daniela. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Sì, il freddo glaciale è arrivato, come hai detto tu, temperature davvero sotto lo zero, fra l'altro c'è anche il vento e qua c'è davvero un'emergenza grave, perché si parla di una 60ina di persone, tutte molto giovani, il più anziano ha una 40ina d'anni, 60 persone che si trovano a dormire fuori all'addiaccio sia di notte ma anche di giorno, perché di notte qualche riparo riescono a trovarlo ma poi di giorno devono andare via, per cui si trovano in una situazione davvero di emergenza. E fra l'altro molte di queste persone sono già malate, ci sono volontari che stanno girando di giorno, di pomeriggio, di sera per cercare di dare una mano, per portare qualche farmaco, per cercare di alleviare questa che è davvero una sofferenza, perché come vi dicevo appunto il freddo è arrivato e nei prossimi giorni ci sarà ancora più freddo, ancora più ghiaccio. Io sono in compagnia con Cristina Tronchin, responsabile della comunicazione
Fondazione Auser, buongiorno. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. E vicepresidente sempre Auser Treviso, intanto buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ecco, situazione difficilissima, lo diciamo, è una vera e propria emergenza questa. Sì, è una vera emergenza, un qualcosa che avrebbero dovuto pensarci un attimo prima, perché è una cosa che si ripete negli anni e non ho parole, non mi vengono altre parole. Che cosa si può fare? Diceva un appello non solo ai cittadini e alla gente, ma soprattutto anche alle parrocchie. Sì, un appello alle parrocchie che magari se possono aprire canoniche, che sicuramente tante sono chiuse, alle istituzioni se possono aprire delle scuole, che in questo periodo le scuole comunque sono chiuse, e perlomeno diamo per un po' di giorni un po' di dignità a queste persone. E poi se ci fossero dei privati che possono dare degli appartamenti, ci sono ragazzi che stanno lavorando e che possono pagare tranquillamente, solo che appunto a mio avviso non c'è la volontà, perché in più occasioni quando chiamo io mi dicono magari sì va bene, passi, c'è l'appartamento. Quando dico arrivo con una copia della Costa d'Avorio mi dicono no signora, mi dispiace, ma non possiamo, non vogliamo. Ecco, si tratta... Non possiamo più, non vogliamo. Non vogliamo. Ecco, si tratta di persone, soprattutto del Bangladesh, del Pakistan, si diceva. Sì, Pakistan, Bangladesh, qualche afghano, Senegal, Gambia, ma pochi africani in questo momento. In questo momento l'emergenza è più per gli asiatici, Bangladesh, Pakistan e afghani. Ecco, lo dicevamo prima, tante persone sono malate, tanti volontari che stanno girando per cercare di dare una mano il più possibile, perché è una situazione davvero difficile. Sì, esatto, alcune persone alcuni di questi ragazzi si sono ammalati, ci sono stati diversi accessi all'ospedale e poi l'ospedale ovviamente li ha dimessi e ci sono le volontarie che stanno cercando di portare i farmaci, di portare le medicine, di aiutarli anche nell'assunzione di questi farmaci, nel reperimento, perché appunto non è possibile, si sta cercando di fare rete proprio per aiutarli, cioè sono nei parcheggi. Ecco, ricordiamo, sono tutte persone che stanno di notte nel parcheggio dell'ex Dal Negro oppure nel parcheggio della Piani, lo conosciamo, o in alcuni supermercati all'esterno. Ovviamente poi di giorno devono andare via e quindi devono girare per la città e fra l'altro camminare, perché qui fa davvero molto freddo e non c'è nessun tipo di riparo, nessun modo per cercare di riscaldarsi. Fra l'altro a questo, Nicola, si aggiunge anche un'altra problematica, che sono stati chiusi i 2 centri che poi ci spiega adesso che centri sono, a Rovigo e a Onè di Fonte. Questo è un problema su un problema. Sì, è un problema su un problema, perché a Onè di Fonte vivevano famiglie, con famiglie diciamo anche bambini, e circa una 60, e mi auguro che almeno per questi bimbi non devono fare questa odissea di dover dormire in qualche parcheggio. Ecco, vogliamo dire di che centri parliamo? Un centro di Onè di Fonte che in questo momento non ricordo il nome. Comunque sono centri dove possono... Sì, erano centri di accoglienza, CAS, esatto. Che vengono chiusi. Uno chiude fra poco, a Rovigo è stato chiuso, per cui la situazione si aggrava maggiormente, perché ci sono più persone che sono costrette a stare al freddo. Fra l'altro, vicepresidente, prima di restituire la linea, voi fate anche una raccolta fondi. Sì, facciamo una raccolta fondi assieme ad altre associazioni proprio per poter aiutare queste persone, le parrocchie che magari le ospitano, concorrere con un po' di soldi per il riscaldamento, comprare coperte e materassi, che credo ce ne sia bisogno. Un ultimo appello è quello ai cittadini, ma non solo, anche alle parrocchie, a chiunque possa in questo momento donare uno spazio per queste persone, perché altrimenti, lo possiamo dire, stanno davvero rischiando la vita. Le temperature sono sotto zero, molti sono già malati. Sì, rischiamo altrimenti di dover accompagnare altri morti.
Nicola, qui da Treviso è tutto, io ti restituisco la linea. Grazie davvero a Daniela Sizia, a Nicoletta Rizzetto e alle tue ospiti. Ci spostiamo da Treviso a Padova per tutt'altra vicenda invece, perché torniamo a parlare di minorenni violenti, una escalation che non conosce tregua anche a Padova. Un'ultima operazione della polizia ha consentito di denunciare 2 giovanissimi, ma ci racconta tutto Marta Zatta. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai nostri telespettatori. Oltre ai minorenni, come hai giustamente citato, c'è anche un altro fatto di cronaca avvenuto in via Boccalerie, ovvero 3 uomini di origine nordafricana sono stati fermati dalla polizia dopo una rissa nata per gelosia, poiché 2 degli uomini coinvolti avevano fatto apprezzamenti nei confronti della compagna di un uomo di 36 anni di origine tunisina. A preoccupare maggiormente anche il fatto che lungo la via i 3 hanno iniziato a lanciarsi addosso sassi, mettendo di fatto in pericolo i passanti. Ecco, i 3 sono stati prontamente fermati dalla questura di Padova, ma prima appunto citavi anche l'ennesimo fatto di cronaca che coinvolge minorenni. In questo caso un 16enne e un 14enne si sono affiancati attorno ad un 13enne a bordo di un monopattino e prima l'hanno preso a calci e pugni e poi l'hanno derubato del suo cellulare. Gli agenti della questura però sono riusciti a rintracciare dopo poche ore il 16enne in stazione e l'hanno trovato appunto con il cellulare rubato, mentre il 14enne si è costituito, è stato accompagnato dal padre in questura e appunto ha ammesso quello che aveva fatto. Questo è solo l'ennesimo caso di cronaca che riguarda purtroppo minorenni a Padova. Ne abbiamo parlato tra l'altro anche ieri con il questore di Padova Marco Doriso, che aveva tratto un bilancio dell'anno, aveva constatato che purtroppo sempre più episodi di cronaca riguardano i minorenni, ma ascoltiamo le sue parole. Il protagonismo dei minori, anche addirittura infra 14 anni, quindi parliamo di ragazzini assolutamente inimputabili, protagonismo sia in condotte antisociali ma che nella commissione anche di fatti reato. Ecco, la riflessione qual è? È chiaro che i minori, i giovanissimi, i preadolescenti, noi tendiamo a definirli come il futuro, invece sono già il nostro presente, dobbiamo tutelarli e quindi anche, ripeto, gli strumenti che ci sono, come gli avvisi orali, gli ammonimenti, servono a fare loro da richiamo, servono praticamente a cercare di costruire quel senso della consapevolezza, dell'antisocialità di una condotta che pongono in essere al fine di renderli responsabili. Ecco, appunto abbiamo sentito le parole del questore. Giusto per darvi un dato, dall'inizio dell'anno sono 132 i minori segnalati. Io oggi sono in compagnia di Luca Pezzullo, il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Una riflessione su questi minori, vediamo sempre più al centro della cronaca. Cosa è cambiato rispetto a poco tempo fa? Perché questi minorenni hanno il bisogno di fare determinati gesti? Diciamo che c'è effettivamente un aumento dell'incidenza di questi fenomeni e per i più giovani e giovanissimi questo è un fenomeno che ovviamente va seguito con attenzione. È spesso legato a fenomeni di marginalità sociale o di incapacità di genitori disorientati di costruire un rapporto di rete adeguato con i propri figli. Da questo punto di vista il gruppo violento diventa una costruzione di identità, un luogo dell'identità in cui anche la violenza diventa un linguaggio per affermare una propria identità in maniera disfunzionale. Quindi da questo punto di vista abbiamo bisogno di costruire un'azione di prevenzione di sistema che metta insieme sia la sicurezza del dopo sia la sicurezza del prima, della prevenzione che deve essere portata avanti dalle famiglie, dalle scuole, dai servizi sociali e sanitari in rete, insieme. Da questo punto di vista investire in prevenzione permette di abbattere anche i costi sociali ed economici del dopo. La sicurezza la costruiamo prima dell'evento violento e non solo dopo. E parlando anche proprio con il questore ieri ha sottolineato come il problema sia proprio alla radice, parta dalle famiglie che molto spesso magari tendono a proteggere i loro figli e questo va a influire anche sulla loro crescita personale, sulla loro educazione. Assolutamente sì, i genitori devono acquisire da questo punto di vista una funzione genitoriale che consiste anche nel mettere limiti e costruire un dialogo. Quando mancano sia dialogo che limiti, il ragazzo, l'adolescente e il preadolescente cerca il confronto soprattutto dei pari e la sua identità fragile la costruisce con i pari attraverso un linguaggio che apparentemente è semplice, quello della violenza, ma che poi in realtà crea una serie di complessità molto maggiori. Ecco, io ringrazio il presidente Luca Pezzullo per essere stato con noi. Per il momento da Padova è tutto, ti restituisco la linea.
Grazie a Marta Zatta, ma restiamo in tema perché c'è la piaga delle baby gang e c'è la piaga del bullismo ed è un vero e proprio allarme che arriva da un dato shock, un'analisi delle scuole superiori venete. 3 studenti su 10 dicono di essere stati almeno una volta vittime dei bulli. Questo, ma anche altri dati sul crollo, ad esempio, delle iscrizioni nel prossimo servizio. Prepotenze, piccole e grandi angherie, tanti troppi pregiudizi. Il bullismo c'è ed è talmente diffuso che in Veneto colpisce 3 studenti su 10. Questa è la dimensione di un fenomeno la cui fotografia è stata scattata dalla piattaforma Elisa, un monitoraggio che ha coinvolto quasi 23.000 fra ragazze e ragazzi di scuola secondaria di secondo grado, le vecchie superiori. Se 3 su 10 dicono di essere stati almeno una volta vittime dei bulli, quasi 2 su 10, il 18%, ammette di esserlo stato un bullo. La molla della prevaricazione si annida nel pregiudizio su tutti, quello di origine etnica, ci sono poi l'orientamento sessuale e la disabilità. Dall'indagine emerge poi che l'85% delle scuole è dotato di un referente, ma solo un quinto degli studenti conosce questa figura. Un allievo su 5 dice di non sentirsi al sicuro a scuola, la percezione è molto più alta tra i docenti. Quanto al cyberbullismo, vittime e carnefici rappresentano in entrambi i casi l'8% del totale. Questo lo spaccato nelle ore in cui l'ufficio scolastico regionale certifica le conseguenze dell'inverno demografico, con le scuole statali che in un anno perdono 8.841 studenti, scendendo poco sotto le 540.000 unità. Oltre 2.000 il saldo negativo a Padova, 1.870 a Venezia, 1.500 Verona e Vicenza, poco meno di 1.400 Treviso, circa 500 Belluno, un centinaio a Rovigo. Ne guadagnano 2.448 invece le paritarie. Quanto alle scelte, calano i licei, aumentano i professionali stabili tecnici. La crescita più evidente riguarda gli indirizzi di finanza, marketing, turismo. E poi ci sono gli insulti razzisti, quelli subiti da una studentessa quindicenne di origine cinese. Siamo a San Donà di Piave e la stessa giovane si è recata dal sindaco per testimoniare che la sua esperienza diventi a sua volta un'occasione di crescita. Parliamo di rispetto nelle scuole partendo dalla educazione civica. Trasformare un episodio doloroso in un'occasione educativa è la richiesta che la quindicenne di origine cinese di San Donà di Piave, vittima nei giorni scorsi di insulti razzisti mentre pattinava sul ghiaccio con un'amica, ha rivolto al sindaco Teso durante l'incontro in municipio alla presenza dei genitori. Integrare nelle scuole qualche attività riguardo l'educazione civica, quindi i rapporti tra persone straniere e la convivenza con le persone a scuola anche nei luoghi aperti in generale. La sua richiesta è un esempio di grande maturità, così il primo cittadino, assicurando l'impegno dell'amministrazione comunale. Io credo possa essere anche uno strumento di crescita reciproca e quindi colgo l'invito e cercherò di farmene portatore con i dirigenti scolastici perché nelle ore di educazione civica si possa dedicare anche uno spazio al dialogo sulle culture differenti che vengono ormai abitualmente in contatto anche in una città come San Donà. Un messaggio semplice ma potente, quello affidato da Stefania, nome di fantasia per tutelare la minorenne, al sindaco. Usare cioè il dialogo e la conoscenza per prevenire episodi di odio e discriminazione, partendo proprio dai banchi di scuola, gli stessi dove prima di lei anche il fratellino più piccolo ha purtroppo subito umiliazioni verbali. Mio fratello, che ha 10 anni, giorni fa ha subito di queste molestie verbali da dei ragazzini circa della stessa età che gli hanno urlato dietro Cin Cin Chan ed è una parola molto offensiva contro noi persone cinesi. Il caso ha acceso il dibattito in città e sui social, dove in molti continuano ad esprimere sostegno alla quindicenne e condanna per quanto accaduto. L'episodio è ora all'attenzione delle autorità competenti. Adesso una brevissima pausa pubblicitaria, ripartiremo da quello che sta diventando ormai quasi un giallo, le ricerche della donna che sabato mattina ha lanciato la richiesta di aiuto dal suo tablet in Agordino sul monte Framont. Sono ricerche che continuano, ma si fa largo anche un'ipotesi di procurato allarme. Insomma, ripartiremo da qui subito dopo la pubblicità.
Non trovando la signora ed essendo intervenuti, viste le condizioni meteo perfette di sabato, con l'elicottero Falco 2 già pochi minuti dopo la chiamata e non avendo trovato nessuno, è chiaro che ora si fa avanti anche l'ipotesi di uno scherzo telefonico che però veramente speriamo di scongiurare, nel senso che sarebbe un fatto veramente grave. Non ci si può nemmeno pensare all'ipotesi che dietro le 2 chiamate al 112 di quella donna alle 11 e poco più di sabato scorso, che riferiva con tono concitato di essere scivolata vicino al sentiero, di essere illesa ma di non riuscire a muoversi, possa celarsi uno scherzo. Localizzata in un cono che va dalla valle di San Lucano alla Moiazza, in faccia al Framont, la telefonata eseguita da un tablet senza scheda telefonica non ha permesso alcun contatto di verifica e le generalità declinate ai carabinieri finora non hanno trovato corrispondenze. Soccorso alpino, Guardia di Finanza, carabinieri, vigili del fuoco, almeno una 50 di persone si sono alternate nelle ultime 48 ore nell'area indicata dalla donna, cioè sotto la croce del Framont. In campo tecnologie di ultimissima generazione, termocamere montate su droni e sugli elicotteri dell'aeronautica militare, così come altri strumenti per l'individuazione di apparati telefonici. Stanno continuando le ricerche con la perlustrazione dei sentieri alla base della parete e lungo appunto quei sentieri che possono condurre verso la cima del Framont, escludendo che sulla cima si possa trovare questa signora, visto che veramente è stata battuta palmo a palmo. Parallelamente le indagini di polizia stanno cercando di individuare le generalità corrette della donna di 65 anni, visto che quelle dichiarate presentano incongruenze che non aiutano nemmeno a rintracciare qualche familiare. C'è da dire però che a più di 48 ore dalla richiesta di aiuto fino ad ora nessuno ha sporto alcuna denuncia di scomparsa e quindi il mistero resta fitto. Si stanno cercando delle auto in zona che possano essere lì da sabato quantomeno per capire, perché al momento non è neanche stata rinvenuta un'auto, diciamo, nei pressi dei parcheggi dove si parte per le escursioni del Framont. Questo dunque, siamo tornati in diretta, il giallo di Framont non è stato purtroppo invece un mistero, un giallo e nemmeno uno scherzo, la chiamata al SUEM per l'uomo che durante una cena di famiglia si stava soffocando con un boccone a Bassano. Dramma sabato sera in un locale di Sant'Eusebio di Bassano, dove durante una cena ha accusato un malore risultato fatale Giuseppe Mucellin, 53 anni, di Pove del Grappa, fratello del presidente di Latterie Vicentine, Alessandro Mucellin. L'uomo si trovava assieme ai genitori e ai familiari per festeggiare il compleanno della mamma, quando a tavola, mentre stavano mangiando, si è sentito male all'improvviso. Immediati soccorsi da parte di alcuni clienti del ristorante e degli stessi titolari, in attesa dell'arrivo dei sanitari del SUEM 118. Mucellin è stato trasportato in gravissime condizioni al San Bassiano, dove è espirato di lì a poco, gettando nel dolore tutta la famiglia. Il funerale di Giuseppe Mucellin sarà celebrato mercoledì 31 dicembre alle 10 nella chiesa di San Vigilio a Pove del Grappa. Ma intanto Alessandro Mucellin, ancora molto scosso, ha accettato di parlare al nostro microfono per ringraziare chi in quel momento terribile ha fatto di tutto per aiutare il fratello. Lo faccio volentieri per 3 cose, 3 ringraziamenti che voglio fare pubblicamente. Il primo a quella ragazza, un'infermiera presente in sala, la nostra richiesta di aiuto di fatto si è catapultata su mio fratello per cercare di salvargli la vita. Al personale e ai titolari della pizzeria Arcobaleno che hanno fatto di tutto, ivi compreso mettere a disposizione un defibrillatore per cercare appunto di recuperare la vita di mio fratello, e al personale del soccorso. Io ho visto una tenacia e una passione per il proprio lavoro, che è quello di salvare le vite altrui. Dico grazie, lo faccio pubblicamente e questa è la cosa che faccio veramente volentieri, a nome mio e di tutta la famiglia. Una vera e propria gara solidale in queste ore per la famiglia Pevarello di Castelfranco Veneto, che ha perso 3 caravan e una roulotte andate a fuoco in un incendio ad Albignasego. Loro sono fortunatamente vivi per miracolo.
Se in quel momento la pattuglia della polizia locale non fosse passata in zona per un controllo di routine, ora probabilmente racconteremo una storia diversa. Proprio gli agenti si sono accorti del fumo fuoriuscire da uno dei caravan di proprietà della famiglia Pevarello di Castelfranco Veneto, titolari della pista di pattinaggio sul ghiaccio di Albignasego. A passare in quel momento in via San Giorgio a Carpanedo anche il vice sindaco del paese, Gregory Bottin, che assieme agli agenti ha evitato la tragedia. Sono passato nelle vicinanze e ho visto che usciva questo vapore, fumo, insomma, da una di queste case mobili. Coincidenza anche che era di passaggio anche la nostra volante della polizia locale, e quindi insieme abbiamo valutato insomma, il pericolo che stesse nascendo un incendio, e abbiamo allertato subito i vigili del fuoco, grazie appunto alla polizia locale, e scesi dall'auto siamo andati a vedere se c'erano delle persone all'interno di qualche caravan, appunto per mettere in salvo. 3 caravan e una roulotte andati completamente in fumo, lasciando la famiglia Pevarello senza più nulla. La prima notte, grazie anche alla disponibilità della parrocchia di San Tommaso, li abbiamo fatti dormire in un posto caldo, e grazie con la nostra protezione civile, coordinata dal consigliere delegato Maran, e gli abbiamo fatti trovare insomma delle brande con delle coperte, sacchi a pelo, quindi hanno alloggiato la prima notte lì, e poi anche perché insomma dovevano alloggiare 10-12 persone, tutti familiari, insomma anche con bimbi, e nel nostro hotel qui presente ad Albignasego, Hotel Colonna, che anche loro si sono resi disponibili. Non è mancata poi anche le persone del vicinato che hanno soccorso, anche al di là che con alimenti caldi, anche con vestiario, perché poverini hanno perso tutto. Fondamentale l'intervento degli agenti. Proporrò in giunta al Consiglio Comunale anche di dare un encomio ai nostri 2 agenti della polizia locale, perché che con me veramente sono intervenuti e sono stati minuti veramente importanti, fondamentali. È stata fondamentale la loro presenza, in cui hanno allertato i vigili del fuoco, e abbiamo cercato insomma di intervenire. Un altro miracolo, quello avvenuto sul terraglio tra Preganzol e Mogliano. Vivi per miracolo passeggeri e conducenti di uno scontro avvenuto 2 notti fa. È l'alta velocità al vaglio dei Carabinieri, sullo sfondo i nuovi limiti a 50 km/h proprio in quel tratto del terraglio. Sono ancora ben visibili sull'asfalto i segni del violentissimo scontro che per buona parte della notte ha paralizzato il terraglio, praticamente distrutte le 2 auto, vivi per miracolo passeggeri e conducenti. L'impatto verso mezzanotte, quando un Audi R8 si schianta contro una Fiat 500. Nella prima c'è un 29enne di Meolo che viaggia con una ragazza 22enne moldava residente a Paese. Sulla 500 un 25enne di Mirano. I primi 2 vengono portati in condizioni di media gravità al Cafoncello, il terzo ne esce illeso. Lo scontro all'inizio del centro abitato all'altezza del distributore IP, distrazione a alta velocità, i fattori al vaglio dei Carabinieri, gli alcol test sarebbero negativi. Sullo sfondo una strada, il terraglio, spesso scambiata per autodromo. Diversi gli incidenti anche nell'ultimo mese, con il comune che nel tempo è corso progressivamente ai ripari. Con una recente attività che è stata messa in campo con ANAS, siamo intervenuti su un ulteriore settore, quindi all'intersezione tra via Croce e via San Bugè, in località della frazione di San Bugè, appunto per abbassare ulteriormente i limiti di velocità che da 70 km/h anche in questo segmento sono stati portati a 50. Abbassamento del limite che diventa premessa per l'installazione nel corso del 2026 di un nuovo semaforo. Un intervento molto atteso da parte della frazione, perché risponde a un'esigenza di sicurezza sia dei pendolari e quindi degli studenti che utilizzano il trasporto pubblico locale,
locale, ma anche ovviamente degli automobilisti che svoltano e che quindi utilizzano quella porzione del terraglio per collegarsi poi alla frazione di Saint-Bugay e alla parte della Croce, quindi di Zerman. Al di là della singola opera resta un tema più generale, quello del rilevamento della velocità. Il Ministero ha avviato un censimento dopo mesi di polemiche e stop, ma ancora una parola definitiva sui dispositivi, sia fissi che mobili, non c'è. In questo senso la scarsa chiarezza che ancora c'è sul tema appunto degli autovelox per noi rappresenta un momento di incertezza, e davvero l'obiettivo di ciascuno di noi è quello di garantire che le persone possano utilizzare la strada nel modo più corretto e più sicuro possibile. L'obiettivo non è fare cassa, l'obiettivo è far sì che ci sia una prevenzione degli incidenti e soprattutto che i comportamenti non corretti vengano prontamente sanzionati. E ha rischiato di creare scompiglio anche nel traffico la fuga di un toro di 400 kg che ieri mattina era scappato da un'azienda agricola a Mira. A lanciare l'allarme era stata la stessa ditta proprietaria del bovino, un adulto di razza limousine francese. L'animale è stato individuato, ma è stato anche poi abbattuto nel primo pomeriggio dalla polizia provinciale. Abbattimento concordato col proprietario, che lo aveva definito in forte stato di agitazione, che lo rendeva non gestibile, e sulla base anche di quanto suggerito dal veterinario. Lasciamo la cronaca adesso, torniamo nel Vicentino per parlare di una decisione storica e altamente divisiva a Schio. Il Consiglio Comunale ha approvato infatti a maggioranza l'uscita di AVA, la società che gestisce il ciclo di rifiuti, una scelta definita di responsabilità dalla sindaca Cristina Marigo, ma che per la minoranza rappresenta una sconfitta politica e apre una fase di incertezza sulla futura gestione del servizio. La notizia è clamorosa. Schio esce da AVA e non farà parte di Via Ambiente Spa. Il Consiglio Comunale spacca la maggioranza. Via libera al recesso da AVA tra assenze pesanti e accuse di sconfitta politica. Le assenze dell'assessore Aldo Munarini e della vicepresidente del Consiglio Anna Nardi, oltre che dei consiglieri di maggioranza Alberto Bertoldo e Luciana Spinato, certificano le difficoltà di una maggioranza che ha visto le dimissioni anche da presidente del Consiglio Comunale annunciate dell'ex sindaco Walter Orsi. Una decisione, quella del recesso da AVA, che segna una frattura profonda. Il Comune di Schio ha approvato, al termine di una seduta straordinaria fiume e molto tesa, l'uscita dalla società pubblica che gestisce i rifiuti nel bacino dell'Alto Vicentino e che aveva fondato. Dura la reazione dell'opposizione, a cominciare da Cristiano Eberle, Carlo Cunegato e Alex Cioni, che hanno bollato il recesso come una sconfitta politica e un salto nel buio, facendo notare come la città venga trascinata in una scelta non condivisa dall'intero territorio, visto che, con Schio, Torre Belvicino potrebbe essere l'altro comune che non entrerà in Via Ambiente, che nasce dalla fusione di AVA e Solaris con oltre 45 comuni. La sindaca Cristina Marigo respinge le critiche. Restare, dice, significa adeguarsi a decisioni non condivise e pagare penali. Ci sono troppi nodi irrisolti nella gestione unica. Alcuni comuni non porteranno i propri impianti. Fare gli interessi di Schio significa anche saper osare. Certo è che Schio non potrà più avere voce in capitolo, almeno in questa fase, nella gestione del termovalorizzatore, che è sul suo territorio. Il servizio per adesso sarà garantito, poi il Comune dovrà indire un nuovo bando, al quale parteciperanno, è scontato, la stessa Via Ambiente, Magis, AGSM, AM, HERA ed altri soggetti pubblici e privati. La partita dunque è solo all'inizio, e mentre in Consiglio il sindaco Marigo ribadiva la correttezza della scelta della sua maggioranza, dalle file dell'opposizione arrivava la lettura più amara. È una sconfitta politica per la città e per il territorio. E poi c'è un altro caso politico nel Vicentino, un post su Facebook che è stato pubblicato da un consigliere di maggioranza di origini tunisine del comune di Tiene, che esprime solidarietà a Mohamed Hannoun, il palestinese sotto accusa per aver finanziato Hamas, insorge Fratelli d'Italia.
Schierarsi senza esitazioni con tutti gli arrestati nell'ambito della recente operazione condotta magistralmente dalle forze dell'ordine a cui va il nostro ringraziamento ancora una volta per l'ennesima operazione a tutela della legalità e della sicurezza nazionale, rappresenta un affronto pericoloso, inquietante e incompatibile con qualsiasi incarico pubblico. È la reazione del deputato e coordinatore provinciale vicentino di Fratelli d'Italia al post pubblicato su Facebook da Aledin Kaburi, il consigliere comunale di maggioranza di Thiene, che esprime solidarietà a Muhammad Hannoun, l'uomo arrestato con altre persone nell'ambito della recente operazione antiterrorismo perché accusato di aver finanziato Hamas per circa 7 milioni di euro. Un'operazione di polizia definita dal consigliere comunale con delega ai giovani repressione politica del governo contro le iniziative di solidarietà al popolo palestinese. Dichiarazioni inaccettabili e incompatibili secondo Giovine per chi esercita un ruolo istituzionale all'interno della maggioranza che governa il comune di Thiene. Un post vergognoso ancora di più se pensiamo alla città di Thiene, che è la città di Matteo Miotto, il soldato che vestendo con onore la divisa italiana ha perso la vita all'estero proprio per difendere un popolo oppresso da un regime islamista. Io mi auguro sinceramente che il sindaco Michelusi, che il PD, che lo sostiene convintamente, possano prendere quanto prima le distanze dall'autore di questo post vergognoso, che gli vengano revocate le deleghe. Devo dire che l'amministrazione comunale rinnova la massima fiducia nelle istituzioni e nel lavoro di indagine attualmente in corso a carico di Muhammad Hannoun. Ferma restando la libertà di pensiero di ciascuno, le affermazioni del consigliere comunale Aladin Kaburi rendono necessario un chiarimento immediato, proprio al fine di verificare il permanere dell'unità di intenti con questa amministrazione, che crede fortemente nella sinergia con le istituzioni a servizio della legalità. Storia e politica si intrecciano anche a Bassano, dove proseguono le indagini per risalire agli autori del gesto vandalico in Viale dei Martiri. Intanto ieri pomeriggio, anzi due pomeriggi fa, in tantissimi si sono trovati davanti ai lecci oltraggiati. Siamo qua per impegnarci, per ribadire che il compito nostro è di fare meglio, fare di più. Perché se sono accadute cose come queste, vuol dire che noi tutti, cittadine e cittadini democratici, ci dobbiamo impegnare meglio e di più. Memoria violata a Bassano, medaglia d'oro al valor militare, un forte appello al senso civico collettivo, quello lanciato domenica pomeriggio dal Viale dei Martiri, dove in oltre 200 persone si sono date appuntamento davanti ai lecci oltraggiati dai vandali che la notte tra Natale e Santo Stefano hanno strappato le croci di 3 giovani impiccati quel maledetto 26 settembre del 44. Tanti i fiori portati per rendere onore a chi ha dato la vita per la nostra libertà e che è stato ignobilmente offeso. In prima linea anche il sindaco Nicola Finco, gli amministratori bassanesi, per condannare un gesto che non ha parole. Intanto proseguono le indagini. Io so che tutte le immagini della notte sono state bloccate e verranno monitorate con massimo scrupolo. Certo, la situazione dettata da questo episodio crea una grande amarezza a noi come amministrazione e credo a tutta la città. La città non accetta simili episodi e la risposta è stata proprio quel ritrovarsi su invito delle associazioni 26 settembre, Ampi e Volontari della Libertà, uniti come mai prima, oltre i colori e le ideologie. È tempo di bilanci per le amministrazioni e per gli enti locali. In questi giorni è in corso, ad esempio, a Mestre il bilancio del Comune di Venezia del 2025 ed è anche l'ultimo bilancio con il sindaco Luigi Brugnaro. Fra poco, più tardi, ci collegheremo proprio a Mestre con Filippo Fois, ma è tempo di bilanci anche per la provincia di Belluno. Un 2025 caratterizzato tra gli altri da emergenze come le crisi aziendali, le frane, la viabilità. Quindi è un 2025 che finisce e che Belluno si appresta a salutare per l'ultima volta, per salutare invece l'arrivo di un 2026 con uno spirito diverso, perché fra poco ovviamente ci sono le Olimpiadi. Allora, per fare il punto di questo 2025 con il Presidente della Provincia
Padrin. Questa mattina c'erano Tiziana Bolognani e Stefano Bozzi. Da Palazzo Piloni, fine anno, tempo di bilanci per il Presidente della provincia di Belluno e per l'ente che rappresenta e che sta guidando, con un ruolo che per la verità sta arrivando anche alla sua scadenza naturale. Padrin, io con lei da subito vorrei partire chiedendole di fare un po' una riflessione sullo stato occupazionale della provincia, perché questo problema sta preoccupando moltissimo i bellunesi. Sì, questo è il tema secondo me del futuro e del 2026 che mi auguro si riesca veramente a risolvere. Abbiamo la questione idro che è la più delicata, ma anche quella della ceramica dolomite. Sono delle aziende che sono dei punti di riferimento strategici per l'intero territorio bellunese, quindi stiamo affrontando questa crisi con l'impegno e la collaborazione della Regione del Veneto, degli enti locali, delle istituzioni, del mondo sindacale, delle associazioni di categoria, tutti insieme, perché non possiamo sicuramente permetterci di perdere queste aziende, soprattutto in particolare la idro, anche dal punto di vista anche logistico, perché è ambientale, perché ci troviamo in mezzo alla città di Feltre, quindi una soluzione lì va trovata assolutamente. Luci e ombre non è solamente un modo di dire. Questo 2025 certamente per la provincia di Belluno è stato contrassegnato da situazioni davvero di grande emergenza, a partire dalle frane, quella di Cancia, Borca di Cadore e successivamente quella della Croda Marcora sulla 51 di Alemagna a San Vito, che ha tenuto con il fiato sospeso. In questo momento sembra, diciamo, tutto silente e però torniamo indietro nel tempo e abbiamo passato sicuramente un'estate che era meglio evitare di passarla così, perché i disagi sono stati tanti, le polemiche, le persone, i residenti di San Vito e Cortina sicuramente si sono trovati in situazioni di estremo disagio, questo è un grandissimo dispiacere, però sinceramente abbiamo cercato veramente di fare tutto ciò che era nelle nostre possibilità, anche oltre, perché di fatto noi ci siamo impegnati per il sistema di monitoraggio che era un impegno che noi ci siamo presi per venire incontro anche alle esigenze di ANAS, e mi auguro che adesso si possa progettare nel 2026 quell'opera che possa mettere definitivamente in sicurezza quell'area, oltre che Cancia, perché anche lì è venuto giù qualcosa di non previsto sicuramente, e dobbiamo farci trovare pronti, perché situazioni del genere purtroppo il territorio bellunese ne vedrà ancora in futuro, viste i cambiamenti climatici che noi purtroppo qui veniamo incontro da ormai diverso tempo. Ecco, questi cambiamenti diciamo che sono diventati più evidenti soprattutto dopo Vaia. È vero che durante questi anni, da Vaia in poi, sono stati fatti diversi interventi per mitigare il rischio idraulico e idrogeologico in diverse parti della nostra provincia. Sì, l'ho detto, purtroppo dobbiamo dire Vaia sotto alcuni punti di vista è stata anche una fortuna, perché siamo riusciti veramente a intercettare importanti risorse. Si parla di circa 1 miliardo di euro che la Regione, attraverso tutti i soggetti attuatori, tra cui anche la provincia, è riuscita a mettere a terra, e questo ha migliorato le condizioni di sicurezza del territorio. Però è chiaro che la fragilità c'è, e quindi noi siamo sempre allerta, e anche come provincia ogni anno mettiamo delle somme ingenti sulla difesa del suolo per cercare appunto di mitigare situazioni che possono verificarsi e che creano ovviamente disagi e problemi. 2026 con gli stati generali della provincia e soprattutto con le Olimpiadi. Sì, partiremo con degli eventi importanti, penso unici. Gli Stati Generali faremo il 23 di gennaio un primo step. Vorrei lanciare lì un percorso che arriverà anche a dopo l'elezione del Presidente della Provincia, che sia io o che sia un altro, in modo da poter fare delle riflessioni, ma soprattutto creare una strada con degli obiettivi precisi, cui noi chiederemo al governo, chiederemo alla regione, chiederemo anche a noi stessi, perché sarà un po' un'occasione anche di riflessione di quello che vogliono i bellunesi per il loro futuro. E questa è una parte. È chiaro che l'evento olimpico e paralimpico è l'evento su cui abbiamo costruito mesi, direi quasi anni di lavoro, di incontri, di tavoli, per cercare di farci trovare pronti. Io penso che dal punto di vista organizzativo delle gare non ci saranno problemi. Dal punto di vista logistico sicuramente la neve potrebbe fare
fare la differenza. Stiamo lavorando attraverso un impegno sul trasporto, che è quello che ci tocca da vicino e sul quale secondo me attraverso Dolomiti Bus saremo pronti. Mi auguro che i disagi siano i minori possibili e che tutti i bellunesi possano godersi questo evento che deve entusiasmarci, e dobbiamo essere orgogliosi che le Olimpiadi sono tornate dopo 70 anni a Cortina. Buon 2026 Presidente Padrin. Grazie, e a voi tutti. Davvero grazie per gli auguri anche dal Presidente Padrin. Adesso noi torniamo a Venezia, perché sarà un passaggio 2026, ormai siamo alla vigilia di Capodanno, ancora all'insegna delle polemiche per la nomina di Beatrice Venezzi a direttore della Fenice, con il concerto di Capodanno. Il concerto di Capodanno presentato dal sovrintendente Colabianchi, e al concerto i dipendenti del teatro indosseranno una spilla di protesta. Mi piace citare la frase di George Byron relativamente a Venezia, cioè: a Venezia ho trovato l'indirizzo dei miei sogni. Da musicista e compositore, i sogni del sovrintendente alla Fenice Nicola Colabianchi sono prevalentemente a 7 note. Eppure ultimamente in questo teatro è quasi inevitabile dover passare dalla poesia alla prosa. Al concerto di Capodanno, infatti, musicisti e dipendenti della Fenice indosseranno e distribuiranno al pubblico una spilla per ricordare che il braccio di ferro sulla nomina di Beatrice Venezzi a direttrice artistica è ancora in corso. Facciamo passare questa diciamo, parentesi di feste e di auguri, e sicuramente dopo siamo al lavoro per avviare quelle trattative necessarie a trovare un punto di incontro. Accanto al sovrintendente Colabianchi siede tra gli altri Michele Mariotti, che dirigerà il concerto di Capodanno della Fenice, una delle bacchette più acclamate del momento. E il confronto viene quasi inevitabile, visto che oltre ad aver lavorato in molti dei teatri più importanti d'Europa e degli Stati Uniti, Mariotti è anche direttore musicale dell'Opera di Roma. Il curriculum sicuramente è molto più adeguato di quello della signora Venezzi, su questo non c'è dubbio, come molti altri direttori che sono passati, che passano costantemente durante la stagione, però poi ci vuole un percorso, poter collaborare e di lavorare in un certo modo. Al netto delle polemiche che stanno avendo un eco internazionale, la Fenice sta comunque vivendo un momento d'oro che la conferma come un teatro di livello internazionale in cui si sposano qualità dell'offerta e introiti. Sia per quanto riguarda i 4 concerti di Capodanno, per il quale abbiamo già raggiunto quasi 850.000 euro di incasso. Pensate un po', per 4 concerti circa il 13% di quello che facciamo a livello annuale. Sia per quanto riguarda invece i biglietti e abbonamenti, la stagione ha già venduto più di 4 milioni, quindi più del 50% di quanto budgettato. La stagione in corso è ancora quella decisa da Fortunato Ortombina, così come Beatrice Venezzi, a differenza di quanto scritto da alcuni quotidiani, non ha ancora messo piede in teatro, e la sfida futura sarà proprio quella di confermare gli ottimi risultati. Il mio sogno come direttore artistico e sovrintendente del teatro è quello di fare una programmazione sempre migliore, sempre in linea con la tradizione, con la storia e con la fama del teatro La Fenice, e di essere assolutamente all'altezza di questo passato. E fra poco, a proposito di Venezia, dovremmo riuscire a carpire qualcosa dell'ultimo discorso da sindaco nell'ultimo bilancio, diciamo, per Luigi Brugnaro, che è in conferenza stampa proprio in questo momento a Mestre per tirare le fila di questo 2025 che l'ha visto protagonista, insomma, anche nel bene e nel male. C'è un'indagine ovviamente in corso che voi tutti conoscete. Ripartiremo però dopo la pubblicità parlando di lavoro, un altro tema molto importante, con le analisi proprio del veneziano, della CISL del lavoro nel territorio, e poi a Treviso con un progetto che riguarda proprio il reinserimento lavorativo. Fra pochissimo.
La manifattura si conferma anche in un territorio a forte vocazione turistica come quello della provincia di Venezia, ancora il primo motore di occupazione stabile. Meccanica di precisione, abbigliamento, calzature, tecnologie informatiche, nonché tutto il comparto dell'agroalimentare. È la manifattura e non il turismo a rappresentare il settore più solido dal punto di vista dell'impiego nella provincia di Venezia. L'analisi della CISL fotografa una provincia che nel terziario fatica a creare dei posti di lavoro stabili. La produttività del settore è del 30% inferiore alla media nazionale, ma il dato ancora più rilevante è che il reddito pro capite è del 35% inferiore alla media del paese. Benché rappresenti il 9% del PIL, il turismo in termini di produttività del settore è del 30% inferiore rispetto alla media nazionale. Il tasso di part-time nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è molto alto, è pari al 55%. Il tasso invece di trasformazione degli apprendistati è bassissimo e il tasso dei rapporti di lavoro a tempo determinato è anch'esso molto alto. Il turismo porta con sé delle criticità intrinseche di cui chi ha le leve, diciamo, economiche, politiche del territorio deve tener conto. CISL evidenzia infatti come le tendenze dei due settori siano estremamente diverse, chiedendo alle istituzioni un intervento concreto per rendere stabile un settore trainante e fondamentale per la provincia. Riteniamo che dal punto di vista infrastrutturale, dello sviluppo e delle incentivazioni economiche si debba tener conto di quei settori che appunto hanno contribuito positivamente allo sviluppo occupazionale del territorio. La finalità è sicuramente di riportare delle persone che sono inattive nel mondo del lavoro. Sono essenzialmente due categorie. Uno riguarda le persone con più di 30 anni che sono da parecchio tempo fuori dal lavoro, e l'altra con persone che hanno più di 18 anni che hanno delle disabilità. Quindi cercare di portare queste persone attive e recuperarle al mondo del lavoro. Sono 11 i posti di lavoro messi a disposizione da 4 comuni trevigiani per persone disoccupate e prive di tutele attraverso l'iniziativa Attiva il tuo futuro, in collaborazione con la cooperativa Insieme si può e cofinanziata da un bando della Regione Veneto attraverso il Fondo Sociale Europeo Plus per 90.000 euro. 5 persone saranno inserite a Quinto, 3 a Villorba, 2 a Morgano e 1 a Povegliano. Un vantaggio essere un comune piccolo dove le persone che necessitano di inclusione sono più facili da individuare. Sicuramente il vantaggio di essere un comune piccolo come lo siamo noi è quello di conoscere magari puntualmente anche i casi che possono avere più bisogno, che possono rientrare in questo progetto, quindi abbiamo preso contatti con la mia assessora sociale, con delle persone che sicuramente possono essere candidati per questo progetto. Le persone interessate devono fare domanda attraverso il bando pubblicato sui siti dei comuni entro il 9 gennaio. Le persone selezionate già da marzo avranno un contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi, ma non solo. Ma non si tratta soltanto di un contratto di lavoro, si tratta di un percorso personalizzato che prevede un'attività iniziale di orientamento sia individuale che di gruppo, un accompagnamento durante i 6 mesi di lavoro per sostenere le persone anche nella motivazione, un'attività di supporto psicologico e alla fine soprattutto un'attività di supporto alla ricerca attiva, perché l'obiettivo finale è che comunque queste persone poi si reinseriscano nel mercato del lavoro. Il reinserimento delle persone nel mercato del lavoro in provincia di Treviso, una provincia dove intanto si assiste inesorabile all'inverno demografico. Meno nascite, meno bambini e una popolazione giovane che continua lentamente a ridursi. La Marca trevigiana si confronta con un cambiamento demografico che incide sul futuro del territorio. Nel 2024 i giovani sotto i 24 anni sono diminuiti dell'1,3%, con oltre 2.600 residenti in meno. È quanto emerge dall'analisi dell'Ufficio Statistica della provincia di Treviso su dati Istat. Al 31 dicembre 2024 i residenti con meno di 24 anni sono 199.315, ovvero il 22,7% della popolazione complessiva. Poco più di 103.000 sono maschi, quasi 96.000 le femmine. Le fasce più numerose sono quelle tra i 14 e i 24 e tra i 6 e i 10 anni, mentre continua a ridursi il numero dei più piccoli. I bambini tra 0 e 2 anni sono solo il 2%, con un calo del 3,1% rispetto al 2023, in linea con la diminuzione delle nascite a livello nazionale.
Fa però eccezione qualche comune. Moriago della Battaglia, San Polo di Piave e Porto Buffolè registrano un aumento significativo dei bambini nelle culle, con percentuali che vanno dal 23 al 27% rispetto all'anno precedente. In generale, la maggiore presenza di giovani si rileva in comuni come Altivole, Loria, Fonte, San Zenone degli Ezzellini e Zerobranco. I giovani stranieri, sotto i 24 anni, sono oltre 25.000, il 12,8% del totale, con una presenza più consistente nelle fasce adolescenziali, ma anche loro sono in diminuzione del 3,3%. Se guardiamo però il quadro degli ultimi 20 anni, il numero complessivo dei giovani è rimasto sostanzialmente stabile, ma con un progressivo spostamento verso le età più alte. Un trend che pone nuove sfide sul piano sociale, scolastico e dell'equilibrio generazionale del territorio. Sempre meno giovani, non solo nella Marca trevigiana ovviamente, e sempre più anziani. L'invecchiamento della popolazione sarà la caratteristica dei prossimi anni. Spesso saranno persone sole e non autosufficienti, lo sono già, è già un'emergenza ed è la vera sfida anche per la quale ha sottolineato l'importanza il nuovo Presidente della Regione Alberto Stefani. In Veneto ci sono 900.000 persone sopra i 70 anni, praticamente una ogni 5 residenti, e il dato crescerà a breve quando invecchieranno tutti i nati nel periodo del boom economico. Per la popolazione anziana serve fin da oggi uno sguardo diverso, come chiede alla nuova amministrazione regionale il presidente veneto di Uripa, Roberto Volpe. Attenzione. Penso che la cosa più importante in questo momento sia chiedere attenzione e chiedere che il tema anziani, il tema carenza di personale, il tema risorse siano messe ai primi punti dell'agenda del nuovo governo regionale. Il messaggio è rivolto, oltre che al presidente Alberto Stefani, all'assessore alle politiche sociali Paolo Aroma, il cui referato è stato separato da quello alla sanità. L'attesa c'è e l'altra cosa è che io spero veramente che la Regione del Veneto torni ad essere protagonista al tavolo nazionale su questi temi della conferenza delle regioni. Le residenze per anziani, case di riposo come si diceva un tempo, hanno numeri in crescita come del resto la popolazione di quell'età. 34.580 i posti letto nelle 347 strutture del Veneto, e qui parliamo di anziani mediamente ultra 83-84 anni l'età media, quindi ultra ottantenni. Parliamo del 95% di ospiti in condizioni di non autosufficienza, parliamo del 65% di anziani che hanno disturbi del comportamento con i vari gradi. La maggioranza degli ospiti non riesce ad alimentarsi in autonomia e poi ci sono 10.000 persone e le loro famiglie in attesa di un posto letto. Il futuro purtroppo non è per nulla roseo. La cosa è certa, sarà una tempesta perfetta, uno tsunami. Dobbiamo solo cercare di contenere questa onda d'urto, perché se pensiamo che i 370.000 ultraottantenni di oggi nel 2050 saranno 670.000, dobbiamo immaginare che in Veneto nel 2050 tutte le città di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo e Bassano del Grappa siano tutte abitate da anziani ultraottantenni, e soprattutto sono questi numeri caratterizzati dal fatto che questi 670.000, il 65-68% saranno soli. Uno tsunami l'ha definito Volpe, strettamente legato al sociale è la sanità. In Veneto nei prossimi 4 anni mancheranno almeno 4.000 infermieri. Il sindacato Nursind, nel fare il bilancio dell'attività del 2025, auspica che le ULSS, tutte le ULSS, in particolare quelle vicentine, non facciano ricorso sistematico alle cooperative. I dati non sono confortanti nemmeno nel Vicentino, perché a fronte di carenze di 100 infermieri sull'ULSS 7 Pedemontana e di 120 sull'ULSS 8 Berica abbiamo un reclutamento dei giovani che sono 66 unità in entrambi gli ospedali. Una carenza di infermieri destinata a crescere visto l'aumento progressivo del fabbisogno legato all'apertura di nuovi reparti e nuovi servizi come le case di comunità. Il Nursind ribadisce
l'imperativo a non abbassare i requisiti professionali dei sanitari, come sta accadendo in alcuni pronto soccorso dell'Usotto Berica. Quello che più preoccupa è la differenza sull'utilizzo delle cooperative, perché sostanzialmente mentre nel pronto soccorso di Bassano non sono presenti cooperative per la gestione dell'emergenza urgenza, nell'US8 sono presenti soprattutto in quegli ambiti in cui si esce in ambulanza. In aumento negli ultimi tempi il numero di segnalazioni. Parliamo di 32 segnalazioni da parte del personale dipendente rispetto ai dipendenti delle cooperative all'US8 in 3 mesi, quindi una ogni 3 giorni. La nostra preoccupazione è che una carenza così grande venga presa in mano dal settore cooperativo. È estremamente preoccupante per la qualità dei servizi che vogliamo offrire ai nostri cittadini. Ai giovani vanno offerte condizioni economiche e professionali incentivanti e adeguate al mercato nel contratto nazionale che verrà rinnovato il prossimo anno. La carenza di personale nelle rispettive ULSS è anche il risultato di scelte organizzative diverse. Bassano ha una tradizione nell'assumere medici che si specializzano nell'urgenza e emergenza e li mette a disposizione di un servizio che non è solo pronto soccorso ma è anche l'uscita in ambulanza, mentre Vicenza ha una diversa organizzazione dove da una parte escono solo gli anestesisti e dall'altra i medici che arriverebbero attraverso le scuole di specializzazione si devono accontentare di fare solo il pronto soccorso. Ovviamente quando parliamo di territori, di problematiche dei territori, in prima linea ci sono loro, ci sono i sindaci del Veneto, una rappresentanza, una delegazione del sindaci del Veneto con in testa ovviamente il presidente di ANCI Veneto, il sindaco di Treviso Mario Conte, ieri è stato ricevuto da Papa Leone XIV. Papa Leone nell'udienza con i sindaci ha chiesto a tutti una maggiore attenzione verso i più deboli. Le nostre città conoscono purtroppo forme di emarginazione, violenza e solitudine che chiedono di essere affrontate. Un incontro colmo di emozione ma anche di responsabilità, spiega il sindaco di Treviso, nonché presidente di ANCI Veneto Mario Conte. Le parole del pontefice erano davvero cariche di gratitudine ma anche di responsabilità, richiamando valori importanti come l'onestà, la trasparenza, il dialogo, insomma. Ci ha ricordato che noi siamo i primi cittadini, quindi coloro che devono essere d'esempio e da traino per una comunità, e devo dire che lui lo è per tutti i cristiani e quindi aver avuto questo onore di passare una mezz'ora insieme a lui credo che sia davvero qualcosa che ti arricchisce, però ripeto, ho voluto e spero di esserci riuscito condividere con tutta la mia comunità questo momento di grande emozione. La crisi demografica, le fatiche delle famiglie e dei giovani, la solitudine degli anziani e il grido silenzioso dei poveri, l'inquinamento dell'ambiente e i conflitti sociali sono realtà che non lasciano indifferenti. Mentre cercate di dare risposte, voi sapete bene che le nostre città non sono luoghi anonimi, ma volti e storie da custodire come tesori preziosi. Le parole queste di Papa Leone. Significativo è anche stato il monito sul gioco d'azzardo e l'appello a non trascurare la salute mentale e la povertà educativa, problematiche che colpiscono troppe persone. Una fotografia di quella che è la società davvero molto attuale, però sono state parole di incoraggiamento, di ringraziamento, di gratitudine e poi insomma sapere che siamo nei suoi pensieri e nelle sue preghiere. Francamente ci ha fatto molto piacere. Nel pensiero di Papa Leone anche i giovani. Ha toccato tutte quelle che sono un po' le criticità della nostra società, la solitudine, la mancanza di dialogo, chiedendo appunto ai sindaci di farsi portavoce di quelle che possono essere le soluzioni. Poi quando è stato anche il momento del mio incontro personale, gli ho chiesto di ricordare tutta la mia comunità nelle sue preghiere. Quindi la stessa richiesta che avevo fatto a Papa Francesco all'epoca l'ho ribadita a Papa Leone perché io rappresento una comunità straordinaria e appunto ho voluto condividere con tutta la mia comunità questo incontro. Dal sindaco di Treviso a quello di Venezia, Luigi Brugnaro, che sta parlando in questo momento, è il momento del bilancio del 2025, sentiamo cosa dice. Europea al Qatar. Certo, abbiamo dato la convenzione per fare il padiglione che adesso costruiranno a spese loro, porteranno la loro cultura, guarda caso è anche uno Stato che comunque porta
diplomazia, c'è anche un lavoro internazionale molto importante, no? Quindi dico, sono anche onorato anche oltretutto di questo. Ma poi anche l'incrocio, no, di culture, di religioni, invece che progettarlo così genericamente, noi lo stiamo facendo davvero. Cioè noi stiamo continuando a trattare con tutta una serie anche di confessioni che vogliono spazi di preghiera. Abbiamo concessi dove siamo nel rigore della legge, noi lo facciamo, certo trattiamo come amministrazioni pubbliche, però io stesso, e so quanto, una volta un consigliere mi ha chiesto il primo anno di attività, non so se vi ricordate, mi ha detto, sai Luigi, sarebbe bene avere un aggiornamento di quello che stiamo facendo, no? Io mi sono fatto fare, al primo anno, una tabella di Excel e ho parlato più di 6 ore di consecutivo, perché a volte all'anno mi rapido mandare il suo aggiornamento, però se ricorda tutti, anche agli anni. No, ma io non l'ho fatto con malizia, l'ho fatto davvero perché mi sembrava giusto rendicontare. Lo farò anche a fine di questo mandato. Ho detto che faccio un libro, attenzione, è un libro di riassunto di quello che abbiamo fatto, ma perché ce lo ricordiamo anche noi. Qua adesso c'è qualche consigliere comunale, consigliera e consigliere comunale. Cioè io vi dico grazie, ma davvero di cuore, perché so la fatica di stare in questo consiglio comunale. Cioè in certi momenti, io certe volte non andavo più, perché se andavo io le ore raddoppiavano, perché c'erano le polemiche strumentali, se c'ero io si creava bagarre, anche perché mica rispondo. Perché questa roba non casca dal cielo, non è lo Spirito Santo soltanto, che sicuramente ci ha aiutato, ma è la caparbietà di chi ha delle idee precise, le aveva dette in campagna elettorale, e la coerenza è una cosa importante, e poi le ha realizzate. Ma mica facile. Cioè il casinò fiore all'occhiello, sì, adesso diciamo così, ma abbiamo subito anche gli scioperi all'inizio. Il casinò, la soluzione che qualcuno aveva paventato è in deficit, non ne andiamo fuori, perché non erano capaci tra le parentesi, lo vendiamo. E trovavamo sicuramente qualche buono che lo comprava. Ma mica lo dite ai cittadini in campagna elettorale, ma se avevi un casinò, voi altri lo vendi. Non è un palazzo che è lasciato lì che per cui ti costa, perché una roba chiusa ti costa, quello va venduto. Ma un'attività tanto più speciale come il casinò la tieni. Ma per farlo abbiamo fatto le battaglie. E poi dice il fiore all'occhiello, ha detto Michele, questo è vero perché noi sappiamo come siamo andati con Morris in America, abbiamo inaugurato alcune macchinette, abbiamo inaugurato noi. Cioè adesso abbiamo cominciato ad assumere anche i croupier, cioè abbiamo fatto i corsi di formazione, lo stesso vale per la polizia locale, vi ricorderete le polemiche per la polizia locale. Adesso è una delle più efficienti d'Italia, ma non lo dico io, lo dicono le statistiche, dicono tra la gente che viene, ma anche dall'estero a vedere la control room. Cioè queste cose non nascono, cioè il racconto che voglio fare non nascono da sole, nascono con la fatica di tantissime persone, fatica perché uno capisce male, volendo anche fare il netto senza andarci a mettere la malizia, capisce male, non sa, la paura, cosa sarà mai, non sta a fare. Quando io ho preso il controllo qua, sono stato sindaco, luglio 2015, e diceva Michele, lo ricordava, la cassa si può fallire nel pubblico anche con 100 euro, perché non la puoi inventare. Avevamo 140 milioni di affidato, termine che uso perorando dal privato per capirci, un castelletto affidato, era utilizzato per 139 milioni, no, 1 milione di liquidità. E c'è la gente, anche amici miei a Mestre, che scommettevano che non arrivava a mangiare il panettone, perché, come diceva Michele, se non arrivavano... E cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiuso tutte le bocche di porto, tutto quello perché qua era una maniera unica, tocca a me, tocca a te, tutti bravi, finanziamenti dappertutto. Perché abbiamo dovuto stringere la cinghia e efficientare il comune. Una delle cose che ci stanno chiamando in tutte le città, ma non da adesso, da anni ormai, è il sistema di efficientamento che abbiamo fatto nella macchina comunale. Cioè, questo è uno dei segreti, è stato quello non solo di spendere in maniera accurata, con bravura, eccetera, eccetera, penso che lo stiamo facendo. Brugnaro sta dunque facendo un po' il rendiconto di questi anni, anche perché insomma sono 10 anni alla guida di Venezia che si chiudono, si volta una pagina con le elezioni del 2026 e insomma sta dicendo sono tutti numeri e cifre che nascono da dei meriti, ovviamente poi c'è tutta quell'altra pagina di polemiche che probabilmente toccherà fra poco nel corso di quella che
presupponiamo sarà abbastanza lunga come perorazione e che riguarderà ovviamente anche le polemiche sull'inchiesta Palude. Vediamo se riusciamo poi a ricollegarci negli ultimissimi minuti della nostra diretta, ma intanto parliamo sempre di Venezia, del Capodanno in arrivo, che è sempre un evento ovviamente per Venezia. Venezia saluta l'arrivo del 2026 con un programma ricco di eventi che unisce spettacolo, musica e tradizione. Il cuore delle celebrazioni sarà il Capodanno, con il grande show pirotecnico nel bacino di San Marco. Allo scoccare della mezzanotte la laguna si illuminerà con giochi di luce e colori che faranno da cornice all'inizio del nuovo anno. A Mestre, la notte di San Silvestro si accenderà in Piazza Ferretto con Random, una festa a caso, format musicale che farà ballare il pubblico a partire dalle 22, con ingresso gratuito, ma attenzione, soltanto su prenotazione. A mezzanotte il brindisi collettivo. Il nuovo anno si aprirà poi nel segno della tradizione con il tuffo del 1 gennaio al Lido di Venezia alle 12. Il gruppo Ibernisti darà vita alla 45esima edizione del celebre Bagno in Mare, un rito che unisce sport, folklore e spirito di comunità, diventato uno degli appuntamenti più attesi delle festività veneziane. C'è una storia che in questi giorni ha fatto il giro d'Italia, quello del 22enne padovano Ludovico De Checchi, sportivo ipovedente, che è un esempio di una disciplina particolare, il blind tennis. Quello che vedete allenarsi in una fredda mattina di dicembre è Ludovico De Checchi, 22enne padovano, ipovedente e giocatore di tennis, anzi di blind tennis, una specialità pensata per atleti ipovedenti o ciechi. La palla, si usa una palla sonora con un sonaglio dentro per permettere ai giocatori di sentire la palla e poi colpirla. Ecco, è uno sport che permette di essere praticato anche a chi è ipovedente. Sì, soprattutto ci sono 4 categorie, la B1 dove sono i ciechi totali che giocano bendati, B2 che sono ipovedenti gravi, B3 è un po' meno gravi e B4 ipovedenti diciamo che ci vedono di più. In Italia questo sport non è ancora diffuso e Ludovico è l'unico della sua categoria. Io sono attualmente il primo giocatore di blind tennis nella categoria B4 in Italia e stiamo lavorando per fare in modo che questa categoria venga riconosciuta anche in Italia. Ludovico ha iniziato a giocare grazie ad un amico che l'ha introdotto a questa disciplina. Oltre ad un allenatore per il blind tennis, Ludovico è supportato dal papà per la preparazione fisica. Ludovico ha intrapreso uno sport che era già familiare, nel senso che sia io sia il fratello Alessandro praticano lo sport del tennis, quindi diciamo che qualcosa nel DNA magari aveva già. Poi chiaramente frequentando gli ambienti per persone con portatori di disabilità è venuto in contatto con questo suo amico, lui giocano insieme a calcio a 7 con una squadra paralimpica che si chiama SD Calcio Veneto e venendo a contatto con questa persona si è scoperto questo mondo nuovo che è il blind tennis. Ludovico, che pratica anche calcio a 7, è determinato nel cercare di diffondere questo sport, vuole essere un testimonial, ci dice, perché lo trova un modo di rendere attive anche le persone con disabilità. Il mio obiettivo è quello di tirare fuori dalle case il maggior numero di ragazzi con disabilità e di fargli scoprire lo sport accessibile a tutti. Complimenti davvero a Ludovico, noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, arrivederci.